È aggrappata agli studi di un'azienda di Modena in liquidazione la speranza di cura di Rebecca, affetta dalla sindrome dei bimbi farfalla. Da Gorizia con mamma e papà combatte una battaglia per sé e per gli altri. Impennata di truffe online in Friuli Venezia Giulia per il rush finale della corsa agli acquisti natalizi, la polizia postale ha diramato un decalogo. Ecco come difendersi dai raggiri che sono sempre dietro l'angolo. Dopo il chiaro no al terzo polo che ammicca al centrodestra, il Movimento 5 Stelle chiude la porta anche al PD. I pentastellati non parteciperanno al tavolo per la creazione della coalizione anti-Fedriga. La Giunta Comunale di Udine approva il nuovo regolamento per l'area pedonale e la zona a traffico limitato. Nel capoluogo friulano partiranno a gennaio i primi 3 bus completamente elettrici della regione. In eccellenza la Spal Cordovado, per ridurre i costi, ha deciso di tagliare i rimborsi spesa. Giocatori con la valigia in mano pronti ad andarsene a rischio un campionato fin qui da incorniciare. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Rebecca ha 9 anni, è di Gorizia e soffre di una sindrome rara, l'epidermolisi bollosa, nota anche come malattia dei bambini farfalla. La speranza di una guarigione per lei è affidata agli studi di un'azienda di Modena che rischia però di chiudere i battenti. Epidermolisi bollosa è una patologia genetica rara ed invalidante che provoca bolle e lesioni a livello di pelle e mucose. In Italia i pazienti sono circa 1500. Tra questi c'è Rebecca, una solare bambina di Gorizia che tra pochi giorni compirà 9 anni. Rebecca è nata il 30 dicembre del 2013, alla nascita noi non sapevamo cosa avesse. È nata che mancava della pelle in alcune parti del corpo, soprattutto negli arti. È stata, subito riconosciuta la patologia perché in ospedale c'era un medico che l'ha riconosciuta pur essendo molto rara. Nei primi mesi di vita è stata curata in terapia intensiva al Burlo a Trieste, dove siamo seguiti per le cose quotidiane, mentre per tutto ciò che è molto più specifico siamo seguiti nei vari centri in Italia. Negli ultimi anni siamo seguiti appunto a Modena, dove si stanno specializzando sempre di più con un'equipe molto completa. Le speranze di una vita migliore per lei sono infatti affidate ad Olostem, un'azienda di Modena all'avanguardia nella sperimentazione clinica di una terapia genica. Ma Olostem è in liquidazione ed il rischio è quello di perdere con le sue ricerche ogni possibilità di guarigione per i cosiddetti bambini farfalla come Rebecca. Per questo, assieme ai suoi genitori Simona e Alessandro, partecipa alla campagna Non abbandonate i bambini farfalla, cercando allo stesso tempo di vivere una quotidianità più normale possibile tra la sua passione per l'equitazione e quella per la musica. Io faccio la musicista e anche conosco un gruppo musicale che siamo diventati amici. Come si chiama il gruppo musicale? Itazenda, sono un gruppo musicale sardo. Nelle ultime ore si è affacciata una speranza. Eneatech Biomedical, fondazione di diritto privato vigilata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha manifestato interesse per assicurare un futuro ad Olostem e ai suoi studi. Fondamentalmente l'unica nostra speranza che abbiamo, perché è un gruppo di studiosi qua in Italia, intanto che anche questo è molto importante sottolinearlo, famosi in tutto il mondo, e dove hanno raggiunto dei livelli di studio di questa malattia molto, molto elevati, no? E sarebbe appunto un peccato che i risultati ottenuti fino adesso andassero gettati nel vero senso della parola. È complessivamente di 18 anni di reclusione la pena comminata a 3 giovani di Muggia. 10 anni fa avevano drogato e stuprato 2 coetanee, sciogliendo tranquillanti nel vino. Ora, dopo la decisione della Cassazione, sono in carcere. Drogano 2 donne e le stuprano e 10 anni dopo vengono condannati. Teatro della vicenda è Muggia, dove 3 giovani, poco più che ventenni, invitano nella casa di uno dei 3 2 giovani, offrendo loro del vino. In realtà nel vino era stato disciolto un farmaco benzodiazepinico ad azione sedativa, usato già in casi simili come droga dello stupro. Le 2 poco dopo cadono in uno stato di semi-incoscienza e i 3 le violentano. Solo quando le 2 vittime si svegliano si rendono conto dell'accaduto e
le successive visite in ospedale confermano quanto successo. Da lì parte la vicenda giudiziaria che arriva fino ai giorni nostri. La Corte di Cassazione ha confermato quanto pronunciato in appello, e cioè la colpevolezza dei tre. Uno è stato condannato a 6 anni e 6 mesi, mentre gli altri 2 sono stati condannati a 4 anni e 6 mesi. In primo grado il Tribunale di Trieste aveva deciso per pene da 9 a 7 anni, ridotte poi nei successivi gradi di giudizio. Dopo la condanna, i 3 sono stati rintracciati, arrestati e portati in carcere a Trieste a 10 anni esatti dal fatto criminoso. Le indagini sono state condotte dalla Polizia di Trieste, in particolare dai commissariati di Polo San Sabba e Muggia. 3 veicoli sono rimasti coinvolti nell'incidente stradale avvenuto questa mattina alle 11:30 lungo la strada regionale 352 tra Muscoli e Strassoldo. Le cause sono al vaglio dei carabinieri del radiomobile di Palmanova. Una Toyota Yaris, dopo essere stata tamponata da un furgone, si è girata su se stessa, è finita nella corsia di marcia opposta ed è stata tamponata da una Nissan Juke. Il conducente delle 2 auto feriti sono stati condotti all'ospedale di Udine, illeso invece l'autista del furgone. Il mezzo è finito nel fosso che costeggia la strada. Sul posto i vigili del fuoco di Cervignano insieme al personale sanitario. Un dipendente dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale è stato denunciato per furto di medicinali e dispositivi medici. Questa mattina i carabinieri del NAS, che avevano ricevuto alcune segnalazioni al riguardo, si sono recati nell'ospedale di Udine dove l'uomo lavora come operatore sociosanitario. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di farmaci e dispositivi medici per un valore di 500 euro. Impennata di truffe online in Friuli Venezia Giulia. Per il rush finale della corsa agli acquisti natalizi, la Polizia Postale ha diramato un decalogo. Ecco come difendersi dai raggiri, che lo confermano i dati, sono sempre dietro l'angolo. Le truffe sono sempre dietro l'angolo, a maggior ragione in questo periodo dell'anno in cui la rincorsa frenetica agli acquisti online potrebbe nascondere brutte sorprese. In Friuli Venezia Giulia nel corso del 2022 sono stati denunciati 151 casi di truffe legati ad acquisti effettuati in internet, comprese le truffe delle false case vacanze. Si tratta solo della punta dell'iceberg, come ha confermato Manuela De Giorgi, dirigente della Polizia Postale, perché moltissimi raggiri, soprattutto di piccoli importi, non vengono denunciati. Si va dal pellet venduto a prezzi stracciati all'invio di merce di qualità inferiore a quella acquistata o addirittura totalmente differente, e c'è chi al posto di un moderno televisore si è visto recapitare a casa una tavola di legno. La Polizia Postale a questo riguardo ha preparato un decalogo a tutela dell'acquirente finale. È bene utilizzare, si legge, software e browser completi e aggiornati, dare la preferenza a siti certificati ufficiali, tenere presente che un sito deve avere gli stessi riferimenti di un vero negozio, leggere sempre i commenti e i feedback di altri acquirenti e su smartphone e tablet utilizzare le app ufficiali dei negozi online. Attenzione poi ad utilizzare soprattutto carte di credito ricaricabili, non cadere nella rete del phishing o dello smishing e ricordare che un annuncio ben strutturato è più affidabile. 2 infine le regole fondamentali per evitare brutte sorprese: diffidare su un oggetto messo in vendita ad un prezzo irrisorio e dubitare di chi chiede di essere contattato al di fuori della piattaforma di annunci. Per il resto, buono shopping natalizio. Pensava probabilmente di mettere al sicuro i suoi gioielli portandoseli con sé quando doveva trascorrere parecchio tempo fuori casa. Amara scoperta però per una donna straniera di 51 anni residente a Udine che ha denunciato ai carabinieri il furto della sua borsa all'interno della quale c'erano i monili in oro del valore di 35.000 euro. L'episodio sul quale indagano i militari si è verificato all'agriturismo Le Rose di Mai a Porpetto, dove la donna risulta domiciliata. Dopo il chiaro no al terzo polo e siamo alla politica che ammicca al centrodestra, il Movimento 5 Stelle chiude la porta anche al PD. I pentastellati non partecipano al tavolo per la creazione della coalizione antifederica. Nessun ménage à trois. Il Movimento 5 Stelle sbatte i pugni sul tavolo del Partito Democratico e se ne va, anche se ancora il tavolo manco c'è. Il già precario dialogo per costruire una coalizione ampia in vista delle regionali di primavera contro il governatore Massimiliano Federica si è praticamente dissolto quando questo pomeriggio il coordinatore regionale dei pentastellati Luca Sut con il senatore Stefano Patonelli e i consiglieri regionali hanno mandato una nota attaccando ancora una volta l'azione politica del PD si caratterizza per arroganza e illogicità. Abbiamo posto sul tavolo alcuni punti di un programma per noi imprescindibile, sottolineando come sia impossibile per i 5 Stelle dialogare col terzo
polo che Regione e in Parlamento ammicca al centrodestra, affermano gli esponenti pentastellati, e la risposta del PD è stata la convocazione di un tavolo di campo largo. Il movimento non siederà quindi a nessun tavolo al quale ci saranno anche gli esponenti del terzo polo e a questo punto del PD, continuando però a dialogare con altri partiti, tra cui Open FVG e Sinistra. Il segretario regionale Dem, Renzo Oliva, replica secco: alla fine 5 Stelle e FVG hanno obbedito agli ordini romani di Conte e in regione saranno la stampella di Fedriga, liberi di farlo, ma si prendano la loro responsabilità senza cercare scuse e astenendosi da accuse irricevibili. Arrogante è chi all'apertura di un dialogo risponde con un comunicato stampa a freddo, illogico. Il PD ha preso l'iniziativa di aprire un tavolo ben prima che esistessero i punti programmatici dei 5 Stelle. Abbiamo chiarito che non poniamo né devono essere poste pregiudiziali. Andiamo avanti e lavoriamo con chi ci sta. Il 2022 è stato segnato ancora dalla pandemia ma anche dalla ripartenza. È stato un anno in cui la nostra comunità, nonostante le difficoltà a cui si sono aggiunti caro energia e inflazione, ha dimostrato una grande e vera resilienza. A dirlo il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, tracciando il bilancio dell'ultimo anno di attività e più in generale di questa legislatura. Vorrei un Consiglio che fosse consapevole fino in fondo delle proprie potenzialità, che sono alte perché fanno le leggi, c'è anche un'iniziativa, voglio dire, autonoma del Consiglio, anche nei confronti della Giunta, anche in una forma concorrenziale dal punto di vista sempre dell'interesse comune. Ecco. È un bilancio positivo quello che il Presidente dell'Aula Piero Mauro Zanin traccia a fine anno dell'attività svolta nel 2022 con 59 sedute e 33 progetti di legge presentati, di cui 24 approvati. Zanin però non nasconde il differenziale importante tra le 5 di iniziativa consigliare e le 19 della Giunta, tema rilevato anche dai consiglieri di opposizione del PD, Cristiano Sciauli e Chiara D'Aggiau. Zanin ha poi rilevato il ruolo sempre più importante che devono avere le regioni anche a livello europeo e poi l'intenso lavoro per promuovere la lingua friulana. Il Presidente ha poi parlato di occasione mancata sulla doppia preferenza di genere, precisando invece che il limite dei 3 mandati per i consiglieri e dei 2 per i sindaci andrebbe tolto. L'1 vale 1, è stato un fallimento attaccato, devono essere i cittadini a decidere se un amministratore non è più in grado di svolgere quel ruolo. Infine, inevitabilmente, non è mancato un passaggio sul suo futuro. Mi ricandido con Forza Italia o, se ci fosse un disegno più ampio, anche con la lista del Presidente, ha concluso Zanin. Il disegno di legge regionale sul commercio approderà in aula nella prossima seduta. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio delle Autonomie Locali, il testo è stato al centro di un confronto con i rappresentanti sindacali di categoria di CGIL, CISL e UIL. Il disegno di legge regionale sul commercio, già approvato dal Consiglio per le Autonomie Locali, è stato al centro di un confronto con i rappresentanti sindacali di categoria di CGIL, CISL e UIL. Non possiamo non essere d'accordo, dichiara Francesco Bonopane della CGIL, che ribadisce la volontà dei sindacati di poter portare il proprio contributo a livello di distretti al fine di garantire al territorio un'offerta diversa e armoniosa. Il disegno di legge attua una forte semplificazione delle norme, prevede nuove forme di somministrazione, introduce una nuova definizione dell'e-commerce, aggiorna la disciplina in merito al commercio sulle aree pubbliche. Oltre all'abrogazione di norme superate dalla legislazione statale europea, la proposta normativa aggiorna anche la disciplina in merito al commercio sulle aree pubbliche e punta sulla valorizzazione dei prodotti locali. Intervenuti in maniera forte sulla legge, semplificando. All'interno di questo disegno di legge c'è anche una parte che riguarda i mercati, ecco, la semplifico i mercati, dove si andrà a valorizzare l'esperienza degli operatori, la qualità dei mercati stessi, quindi delle bancarelle, e anche la tipicità dei prodotti e la qualità dei prodotti venduti negli stessi. Un altro tema affrontato ha riguardato la liberalizzazione delle giornate d'apertura e chiusura delle attività commerciali, ma la potestà è statale. I sindacati suggeriscono di creare alleanze con le altre regioni per poterla modificare. L'azienda Codognotto, player internazionale nei servizi di logistica con sedi a Pordenone e Gorizia, per contrastare l'instabilità del 2022 ha deciso di erogare 500 euro ai suoi 800 dipendenti. Si tratta, si legge una nota diffusa dalla Camera di Commercio di Pordenone e Udine, di un sostegno per fronteggiare l'aumento dei prezzi dell'energia e il rialzo dell'inflazione, che si aggiunge alle numerose altre iniziative intraprese nel 2022 a favore dell'attaccamento affettivo verso l'azienda, che si conferma essere uno dei punti forti a sostegno dello sviluppo dell'impresa.
Andiamo a Udine, la giunta comunale approva il nuovo regolamento per l'area pedonale, la zona a traffico limitato. Nella prima i veicoli potranno entrare solo per emergenze, per eventuali cantieri, mentre nella ZTL l'accesso sarà consentito con permessi per sosta negli stalli per carico e scarico in determinate ore della giornata. Fumata bianca a Udine per i nuovi disciplinari che regolamenteranno la zona pedonale e quella a traffico limitato. Prima c'era una zona promiscua, non si capiva, era area pedonale e ZTL assieme. Abbiamo dovuto rimodellare tutti i contorni dell'area pedonale della ZTL. La zona pedonale, definita dalla Giunta, comprende via Mercato Vecchio, piazza San Giacomo, via Paolo Sarpi e piazza Duomo. Nell'area ZTL invece il punto fondamentale e sono gli stalli di carico e scarico. Però per quanto riguarda i permessi si aprirà adesso la fase informativa. Faremo una fase sperimentale che dovremmo arrivare a metà anno, per avere tutto esaurito, tutte queste fasi. Nel frattempo però non dimentichiamoci che la ZTL è con le ordinanze in servizio. La Giunta ha anche approvato progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi di efficientamento energetico, riduzione dei consumi energetici e risparmio idrico nella piscina del Palamostre di Via Ampezzo, che prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura per una spesa di 250.000 euro. Nutrito il programma di lavori pubblici, tra i quali sono previsti la realizzazione della pista ciclabile di Via Fagagna e la manutenzione straordinaria della scuola Bellavittis. A Udine sarà attivata dal 9 gennaio del prossimo anno la circolare del centro cittadino con 3 bus completamente elettrici. È l'inizio di un percorso che vedrà coinvolte anche le altre città capoluogo del Friuli Venezia Giulia, in linea con l'indirizzo dell'amministrazione regionale finalizzato all'adozione della massima sostenibilità ambientale nel trasporto pubblico locale. Presentati a Udine 3 nuovi bus urbani 100% elettrici entreranno in servizio dal 9 gennaio del 2023 sulla nuova linea circolare del centro storico, un tragitto di 7 km che comprende via Manin, via Vittorio Veneto e via Aquileia. Effettueranno 45 corse al giorno con tempi d'attesa di 15 minuti. Lunghi quasi 9 km e larghi 2,4 metri, dispongono di 52 posti, 21 dei quali a sedere, oltre alla postazione per le persone con disabilità motoria, e sono dotati di sofisticati sistemi di sicurezza, oltre a wifi di bordo con connessione protetta e prese USB. Arriva Udine ha raccolto la sfida lanciata dalla Regione prima a definire un piano strategico di rinnovo della flotta TPL per i prossimi 10 anni. I mezzi elettrici sono fondamentali, io credo che il mezzo elettrico sarà il futuro e quindi la qualità ambientale migliorerà decisamente, daranno un servizio bellissimo e importante alla città, in particolare nelle zone più frequentate dai pedoni, dai ciclisti. Oggi qui presentiamo la prima linea elettrica della Regione in forma stabile, ne siamo soddisfatti perché l'amministrazione regionale crede molto nella transizione ecologica. Questi mezzi hanno una capacità, un'autonomia superiore ai 200 km, questo consente di svolgere l'intero servizio giornaliero per poi fare una ricarica notturna. Contro le soste selvagge, il traffico e l'eccessivo smog, il Comune di Udine ha varato un piano per mettere al sicuro Rizzi, quartiere a nord della città che è il suo nucleo storico, a un centinaio di metri dallo stadio Friuli. Alla fine di ridurre i disagi subiti dai residenti durante le partite di calcio che si svolgono in casa, l'amministrazione ha deciso di far scattare il divieto di transito tra le arterie principali del quartiere come via Brescia, via Crema, via Fagagna e in via Milano. Le limitazioni ed esclusione di residenti e frontisti scatteranno 3 ore prima dell'inizio dei match e dureranno fino a 2 ore dopo la fine della partita. E Udine è la città con la tariffa per i rifiuti più bassa d'Italia. Questo almeno risulta dal report realizzato dall'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanza Attiva sui dati raccolti nel 2022. Nonostante l'aumento generalizzato dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, la spesa media per le famiglie udinesi è stata di 174 euro rispetto a una media nazionale di 314 euro e regionale di 274. Un primato, quella della Tari, che premia le scelte sul posto
porta a porta, spinto, adottato dal Comune da NET con il consolidamento del piano Casa per Casa avviato 2 anni fa. Ma il Friuli Venezia Giulia vede anche un'altra città sul podio dei comuni più virtuosi, si tratta di Pordenone, che il report di cittadinanza attiva piazza al terzo posto dopo Udine e Belluno. Nella città su Noncello la Tari ha un costo medio di 182 euro. Il Comune di Udine ha approvato la proposta di adottare un tavolo permanente per migliorare i servizi rivolti ai suoi cittadini più giovani e indifesi. Udine a breve adotterà un patto educativo di comunità per migliorare l'educazione, la crescita e il benessere dei cittadini più giovani e di quelli più fragili. La proposta presentata dal capogruppo di progetto Innovare in Consiglio Comunale, Federico Pirone, è stata approvata ieri all'unanimità e prevede di costituire un tavolo permanente fra tutte quelle realtà coinvolte in città in ambito socio-assistenziale. In questo modo il Comune può migliorare le proprie politiche educative, dare qualità ad una comunità che deve essere educante per intervenire sulle situazioni di disagio, per potenziare i servizi, per rendere questa comunità ancora più inclusiva e per promuovere azioni dentro e fuori dalla scuola con gli studenti per una città che sia più sostenibile. Ecco, il nostro augurio è che questo momento sia davvero l'inizio di un processo virtuoso come avviene già in altre città dell'Emilia-Romagna. Diversi gli obiettivi da realizzare, su tutti la prevenzione del disagio tra gli alunni stranieri, tra gli studenti con bisogni educativi speciali, con disabilità o svantaggiati dal punto di vista economico e culturale. La campagna vaccinale contro il Covid ha messo in evidenza l'importanza di questo strumento per tutelare la salute pubblica. Il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, oggi ha sottolineato la necessità di lavorare alla riorganizzazione del sistema. Era intitolato Vaccinarsi da adulti ed è stato organizzato da Ariella Breda, la prima professionista della sanità a vaccinarsi in Friuli, Venezia Giulia contro il Covid. A Monfalcone si è parlato dell'importanza delle campagne vaccinali e il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi ha sottolineato come nel corso della pandemia da Covid-19, con un drammatico bilancio clinico e pesanti ripercussioni sociali ed economico, l'igiene e la sanità pubblica, così come la ricerca e lo straordinario impegno dei professionisti del sistema della salute hanno avuto un ruolo rilevante nella gestione dell'emergenza nella nostra regione. L'esempio lampante dell'importanza della vaccinazione è arrivato con il Covid, quando con l'arrivo della profilassi sono stati ridotti in maniera esponenziale i ricoveri e i decessi. Con l'auspicio di esserci lasciati alle spalle la fase di maggior criticità, ha poi evidenziato Riccardi, lavoriamo con decisione e chiarezza, con riorganizzazioni e pianificazioni per affrontare le sfide ancora aperte della sanità pubblica, tra cui il controllo delle malattie prevenibili da vaccino. In questo senso gli obiettivi sono di ridurre il rischio correlato alle infezioni severe, tra cui herpes zoster, pneumococco e influenza nelle persone più vulnerabili in età o condizioni di fragilità. Andiamo a Pordenone, dove è stato approvato il bilancio di previsione 2022, conti in ordine, mantenuti tutti i servizi, nessun rincaro per i cittadini. È stato fatto un lavoro di squadra tra quella che è la Giunta e i nostri uffici, approvando il bilancio prima della fine dell'anno, unico comune credo in Friuli Venezia Giulia, almeno tra quelli grandi, il che consente di essere operativi già dal 1° gennaio e di non attendere. Un bilancio che ovviamente risente del momento difficile che stiamo attraversando dal punto di vista economico, che però aumenta le poste per le politiche sociali, per la scuola e per le politiche giovanili, che non tocca i costi dei servizi ed è anche un bilancio espansivo, perché ci sono 68 milioni di euro che si aggiungono a quelli stanziati l'anno scorso, quindi quasi 100 milioni di euro per investimenti e opere pubbliche, soldi che non possono essere utilizzati in parte corrente, cioè per aiutare il cittadino, ma che cambieranno il volto della città, rendola più attrattiva e anche più moderna. Questione del Palazzo 12 piani, passato alla fine, la maggioranza ha fatto quadrato, ma non sono mancati momenti di tensione. Ma una tempesta, un bicchiere d'acqua, un palazzo di 12 piani nella città di 51.000 abitanti non dovrebbe spaventare nessuno, soprattutto perché bisogna mettersi la coscienza a posto, o si decide di andare in verticale, quindi di consumare meno suolo, di lasciare spazio per il verde, altrimenti si fanno palazzoni da 6-8 piani che però occupano tutto il perimetro attaccati agli altri edifici. Noi non abbiamo paura di fare scelte che possono sembrare impopolari ma che vanno incontro invece alla modernità. Addio a Don Luciano Padovese, a 89 anni, ne avrebbe compiuti 90. Venerdì si è spenta una delle figure clericali più in vista nel contesto della diocesi di Concordia a Pordenone. Per anni anima e direttore della Casa dello Studente di Pordenone, Padovese è stato teologo e autore di diversi volumi di etica sociale e morale.
C'è anche Sauris tra i 32 migliori borghi rurali al mondo, assieme all'Isola del Giglio e tra le 2 località italiane individuate come Best Tourist Village dell'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite. Il riconoscimento premia le destinazioni rurali che stanno abbracciando il turismo come motore di sviluppo e nuove opportunità di lavoro e reddito, preservando e promuovendo valori e prodotti basati sulla comunità. L'iniziativa riconosce inoltre ai villaggi il loro impegno per l'innovazione e la sostenibilità in tutti i suoi aspetti. Una notizia che ci rende ancora una volta orgogliosi della nostra bella Italia, commenta la ministra del Turismo Daniela Santanchè. Un riconoscimento internazionale aggiunge a 2 borghi che rappresentano l'eccellenza turistica italiana, la forte identità culturale, le nostre tradizioni, ma anche le peculiari caratteristiche di borgo rurale e turistico che ci appartengono sono state le carte vincenti che ci hanno permesso di ottenere questo importantissimo riconoscimento, commenta il vice sindaco di Sauris Alessandro Colle. È una notizia che ci riempie di orgoglio e che vede premiata l'autenticità della montagna friulana, afferma l'assessore regionale al turismo Sergio Bini. La discarica di Pecol dei Lupi alle porte di Cormons chiude in via definitiva. A stabilirlo la Regione. Esulta il comitato di cittadini che da anni si batteva contro ogni nuovo conferimento di rifiuti. La discarica di Pecol dei Lupi chiuderà senza nuovi conferimenti di rifiuti. È la decisione presa dalla Regione che con apposito decreto ha riconosciuto a Isontina Ambiente, la società che gestisce il sito alle porte di Cormons, l'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione degli interventi di chiusura e l'esercizio della fase di gestione successiva dell'area, ferma da tempo in attesa del proprio destino, dopo aver accolto per decenni immondizia proveniente da tutta la provincia di Gorizia. L'ultima azione da compiere a questo punto sarà la movimentazione della cosiddetta collina Brandolin per coprire con parte di essa il buco ancora esistente. Nessun inserimento dall'esterno dunque, e questo risultato viene salutato come storico dal comitato di cittadini No Pecol. È un grande momento, sottolinea il portavoce Claudio Bertos. Ringraziamo per il lavoro svolto la Procura di Gorizia e l'amministratore giudiziario Luigi Palumbo. È stata premiata inoltre la nostra battaglia. Da anni dicevamo che la soluzione definitiva per Pecol ed ideale per la salute dei cittadini non potesse che essere questa. Il sindaco di Cormons Roberto Felcaro esprime soddisfazione per essere arrivati finalmente a conclusione del lungo iter. Gli approfondimenti dell'amministratore giudiziario hanno evidenziato criticità sconosciute fino a pochi anni fa e che hanno fatto propendere per la scelta finale, la migliore possibile per la cittadinanza. Prima di questi esami sarebbe stato impossibile dire cosa sarebbe stato giusto fare. Contentezza da parte anche delle forze di minoranza consigliari. Quando i cittadini si mobilitano, commentano le consigliere Elena Gasparin e Lucia Toros, partecipando al bene comune insieme alla buona politica, ogni risultato è possibile. Siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo dopo la pubblicità tutte le notizie sportive. Grazie ancora, buona serata.